inizierei subito a parlarvi appunto di moda. Questa sera abbiamo con noi come primo La Lega del Filo d'Oro si è dedicata alle persone che in alcuni casi sono considerate irrecuperabili. Sono persone sordocieche e che nella vita non hanno trovato, siano piccole che grandi, soluzione ai loro problemi. Pensiamo che la sordocecità è una difficoltà, crea delle difficoltà di comunicazione. Una persona umana che è una persona socievole di natura, senza la comunicazione è una persona isolata e talvolta questo ha fatto venire anche degli altri problemi. Una persona sordocieca 53 anni fa, intelligentissima e generosa, ha cercato soluzioni ai propri problemi e ha cercato soluzioni alle persone come lei e ha fondato la Lega del Filo d'Oro, che attraverso tecniche specializzate, attraverso il rapporto interpersonale con queste persone, riesce ed è riuscita a farle comunicare tra di loro e a comunicare anche con gli altri, dando loro la possibilità di vivere una vita migliore, una vita dignitosa da persone. Perché non è vero che queste persone sono irrecuperabili, non è vero che queste persone sono sempre tristi, sono felici come noi quando raggiungono determinate mete. Mi trovo qui questa sera invitato dagli organizzatori e noi genitori e io che li rappresento, essendo il presidente del comitato dei familiari, siamo felici quando gli altri capiscono e hanno l'occasione di capire e di conoscere. È una serata stupenda con tanta bella gente e tanta bella gente che noi auspichiamo che si diverta, che abbia una bella serata in compagnia e anche che impari alcune cose o che le approfondisca con noi. Però, come accennavo, noi genitori, noi familiari, quando vediamo che delle persone accettano anche e lo fanno volentieri e lo fanno anche divertendosi di pensare anche ad altri argomenti che ci sono nella vita, ci dà veramente un sostegno proprio perché non ci sentiamo soli.